Il ministro Matteo Salvini oggi ad Agrigento su politica aeroporto, interrogazione parlamentare dell'onorevole Ida Carmina sul futuro aeroporto di Agrigento, bloccato il profilo Facebook al candidato a sindaco Giuseppe Di Rosa. Oggi a Gallo Sciascia la premiazione del concorso dedicato alla salute promosso dall'ASP e dall'ufficio scolastico provinciale. Presentato ieri il progetto ad Agrigento digitale, cerimonia di inaugurazione della panchina rossa in memoria di Antonella Alfano, vittima di femminicidio. Incidente mortale ieri nella strada statale 189 Agrigento-Palermo, ha perso la vita un collaboratore scolastico di Campofranco, Giuseppe Mattina, di 58 anni. A Canicattì trovato un cadavere di un uomo di 37 anni, sconosciute le cause della morte, indagine della procura. 7 le persone indagate per la morte del cronometrista Massimiliano Spadafora, avvenuta nel corso di una gara all'autodromo di Racalmuto. Presentato ieri a Palermo una marina di libri, l'iniziativa editoriale che inizierà il prossimo 4 giugno fino al 7. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 21 maggio, giovedì. Oggi ad Agrigento comizio pubblico alle ore 17 a Porta di Ponte con la presenza del vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, protagonista di un importante momento politico a sostegno del candidato a sindaco di Agrigento Luigi Gentile. L'iniziativa rappresenta un appuntamento di grande rilievo per la nostra città e per il nostro territorio, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti del governo nazionale e regionale. Ad aprire gli interventi saranno Nuccio Albano, assessore regionale alla famiglia, Mimmo Turano, assessore regionale all'istruzione, Luca Sammartino, vicepresidente della regione siciliana, Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro e alle politiche sociali, Luigi Gentile, candidato a sindaco. Chiuderà la manifestazione Matteo Salvini come ministro, che parlerà anche dell'aeroporto ad Agrigento. E a proposito della presenza del ministro Matteo Salvini ad Agrigento, l'onorevole Ida Carmina ha depositato un'interrogazione parlamentare sul futuro aeroporto di Agrigento. Vogliamo la verità, scrive l'onorevole Carmina, sul futuro dell'aeroporto di Agrigento. Non sono più tollerabili ambiguità, propaganda elettorale e annunci privi di riscontri concreti. Oggi Salvini sarà ad Agrigento, ma intanto il presidente della regione Schifani lo ha già clamorosamente smentito nei fatti. È evidente che Schifani stia bloccando l'aeroporto della Sicilia centro-meridionale per favorire lo sviluppo degli scali di Palermo e Trapani, eliminando ogni possibile concorrenza rappresentata da un nuovo scalo ad Agrigento. Ho depositato un atto ispettivo al Ministero per le Infrastrutture affinché i cittadini conoscano la verità sul reale stato dell'iter amministrativo e sull'effettiva volontà politica di realizzare questa infrastruttura strategica. E sempre in materia di politica, il candidato a sindaco Giuseppe Di Rosa denuncia il blocco del proprio account personale dopo segnalazioni multiple avvenute a Facebook. Dopo gli attacchi hacker e social al sito Report Sicilia, arriva un nuovo episodio dell'orologeria nel momento più delicato della campagna elettorale. Un fatto gravissimo che arriva a soli 3 giorni dal voto, proprio mentre la sua candidatura civica, afferma Di Rosa, continua a registrare una crescita costante di consenso e di partecipazione popolare. Un blocco che Di Rosa definisce senza mezzi termini un tentativo disperato di silenziare una voce libera. Nonostante gli attacchi subiti, Di Rosa conferma che la campagna elettorale andrà avanti fino all'ultimo minuto utile. Intanto sarebbero già in corso ulteriori verifiche tecniche e segnalazioni alle autorità competenti per accertare l'origine delle attività informatiche e delle campagne coordinate di segnalazione sui social. E si è svolta stamani presso l'auditorium del Niccolò Gallo di Agrigento la premiazione del concorso Diritto alla Salute e Politiche di Inclusione secondo la generazione Z, bandito dall'Ufficio Scolastico Regionale e dall'ASP di Agrigento, e con la
sezione medicina della Confindustria al fine di sensibilizzare i giovani sui temi legati alla salute. Direttore, l'ASP oggi presente a questa bella iniziativa, questo concorso Generazione Z sulla salute che ha coinvolto moltissimi studenti di vari istituti della provincia di Agrigento. Ecco, qual è stato il risultato di questo concorso? Il risultato è stato oltre ogni previsione ottimistica. Abbiamo avuto la partecipazione con grande creatività, ma anche, devo dire, con grande competenza di molti studenti. Oggi premiamo e saranno premiate le idee, quelle giudicate da una commissione in cui c'era sia Confindustria Dispositivi Medici, sia l'ASP, sia la scuola. Devo dire che ci hanno anche impressionato, era un modo di far pensare la salute e il servizio sanitario attraverso gli occhi della generazione Z, come ha detto giustamente lei, attraverso gli occhi dei giovani, per vedere qual è la loro percezione. E piuttosto che sembrare così distratti oppure interessati ad altre cose, invece abbiamo scoperto una generazione che è molto attenta e che soprattutto ha tante idee per l'utilizzo delle tecnologie in futuro. Oggi l'Istituto Gallo ospita questo interessante convegno sulla sanità, sulla generazione Z in collaborazione con Confindustria e tante scuole che hanno aderito. Sì, oggi è la giornata conclusiva di un concorso che ha visto impegnate varie scuole superiori della provincia di Agrigento allo scopo di sensibilizzare i ragazzi a mettere le proprie competenze, le proprie capacità a servizio della collettività, in questo caso a servizio delle persone più fragili o in difficoltà, per accedere nel miglior modo possibile a tutto quello che offre l'ASP, quindi a tutela della propria salute e della salute altrui. È un momento molto bello perché innanzitutto c'è una sinergia molto forte tra la scuola e le istituzioni e la giornata di oggi lo dimostra, ma poi soprattutto perché si raggiungono degli obiettivi importanti e vedremo che competenze e che capacità hanno i nostri ragazzi di utilizzare anche le moderne tecnologie per progettare, per programmare, ma accanto a questo aspetto, diciamo, più culturale, pratico, c'è anche il fatto di aver aiutato a sviluppare in questi ragazzi sentimenti come la sensibilità e l'altruismo, in modo tale che proprio nelle loro coscienze maturi il bisogno di lavorare per sé ma anche e soprattutto per gli altri, quindi sicuramente un'attività di grande spessore, è un'attività che vede anche molte scuole assieme, quindi quella rete, quella sinergia che tutti noi ci auspichiamo nel mondo della scuola. Un interessante concorso organizzato con l'ASP, le scuole che Confindustria ha voluto un po' sostenere. Come mai? Abbiamo deciso di sostenere questo concorso in quanto volevamo esattamente vedere cosa i ragazzi i cosiddetti ragazzi della generazione Z vedessero il mondo della sanità e soprattutto il mondo della tecnologia. Effettivamente è stato così, siamo stati molto contenti in quanto hanno presentato una serie di progetti che facevano riferimento alle proprie skills e al proprio background, e quindi effettivamente sono stati toccati tutti quei temi di intelligenza artificiale, inclusione e equità che sono da un punto di vista etico, sociale e tecnologico la base dell'attuale e del futuro sanitario e tecnologico. Sì, si tratta di un'iniziativa molto importante che si inserisce nell'ambito di un contesto di collaborazione tra il Ministero dell'Istruzione e il Ministero della Salute, che si radica ovviamente anche nel territorio e che vede una forte collaborazione tra il nostro ufficio, le scuole della provincia di Agrigento e l'ASP di Agrigento, perché il tema della promozione della salute nell'ambito di una società che invecchia, che ha anche ampie differenze sociali, oggi risulta essere un tema assolutamente fondamentale e legarlo al tema dell'inclusione diventa estremamente importante. I ragazzi hanno saputo cogliere in maniera molto intelligente ed immediata quella che è la sollecitazione che veniva
del nostro ufficio, da Confindustria Dispositivi Medici e dall'ASP, di fare delle proposte attraverso le quali il sistema salute può in qualche modo dialogare meglio con i propri assistiti, può informare meglio su quelle che sono le opportunità di prevenzione e su quelle che sono le patologie, i rischi per la salute, e promuovere stili di vita più sani. Lo hanno fatto anche confrontandosi con quelle che sono le tecnologie più all'avanguardia. Infatti molti dei progetti di oggi fanno un uso molto intelligente di quella che è l'intelligenza artificiale, sviluppano anche delle piattaforme, dei siti internet per consentire proprio un dialogo e una comunicazione più efficace e più efficiente con l'utenza, e quindi per non escludere nessun tipo di fascia sociale dall'attività di prevenzione, perché evidentemente non possiamo affrontare i problemi della salute soltanto quando si verifica la malattia, ma dobbiamo fare soprattutto informazione, prevenzione e corretta comunicazione con il paziente. E ad Agrigento ieri pomeriggio nei locali di Palazzo Filippini è stato presentato il progetto Agrigento Digitale, realizzato grazie ai fondi del PNRR per un importo complessivo di circa 1.300.000 euro. La intervista. Sindaco, si presenta oggi alla città Agrigento Digitale grazie ai fondi che la città ha avuto nel PNRR. Sì, stiamo presentando questo progetto, un progetto ambizioso, finalmente anche Agrigento ha la sua Agrigento Digitale, che il cittadino si può collegare online per qualsiasi tipo di certificazione. Un lavoro intenso, siamo riusciti a captare i fondi del PNRR, a portare a termine secondo le scadenze questo progetto. Ringrazio quindi il mio assessore Maculu, ringrazio anche il dirigente Mandione, ringrazio Enzo Greco e tutti quelli che hanno collaborato per questo meraviglioso progetto. Assessore Pullo, si presenta oggi alla città il nuovo servizio Agrigento Digitale grazie ai fondi del PNRR che il Comune ha avuto assegnato. Oggi al Collegio dei Filippini un evento di presentazione di quelli che saranno i servizi digitali per il cittadino, perché il Comune di Agrigento ha partecipato in questi anni a 7 misure del PNRR, servizi digitali, con ottimi risultati, perché tutte e 7 le misure sono state finanziate, alcune già le abbiamo in un certo senso portate anche a termine, altre sono in corso di sviluppo, ma comunque renderemo la vita dei cittadini a livello di accessibilità presso i servizi
servizi comunali molto più semplice, perché grazie alla SPID, PagoPA, comunque tutto quello che riguarda il mondo del digitale, come dire, sarà un tema fortissimo, caldissimo, e comunque la città di Agrigento non poteva rimanere indietro rispetto a questi temi. Elemento di novità di questa giornata di oggi è anche l'opportunità, grazie alla collaborazione non solo con l'assessorato ai servizi digitali, ma con l'assessorato alle pari opportunità che mi onoro di avere rappresentato, abbiamo creato una giornata di cultura sociale, soprattutto perché istituzionalizzeremo la panchina rossa digitale, che sarà portata avanti dall'associazione Telefono Aiuto contro le violenze e da un gruppo di giovani del territorio di Montaperto, che in questo caso stanno realizzando un evento culturale proprio con la finalità e lo scopo della istituzionalizzazione della panchina rossa digitale. Al termine del suo mandato, un po' una sintesi, un bilancio, che esperienza è stata, Assessore? Un'esperienza senza ombra di dubbio faticosa, ma nello stesso tempo bella, allettante, in un certo senso stimolante. Devo dire che comunque, per quanto riguarda le mie deleghe, devo dire con fortezza, i servizi digitali, i servizi sociali e soprattutto quelli digitali, abbiamo lavorato fortemente, abbiamo creato delle grandi economie a livello servizi sociali, perché abbiamo partecipato anche al PNRR servizi sociali. Basti pensare ai lavori che in questo momento sono in corso di ultimazione nella ristrutturazione della ex IPAB Villa Betania, che diventerà un centro a disposizione del distretto sociosanitario, ma non solo questo, tutta una serie di misure. Abbiamo in un certo senso anche digitalizzato l'accesso ai cittadini ai servizi sociali grazie a servizi sociali app, e anche qui i cittadini possono accedere a tutte quelle che sono le misure messe a disposizione dei servizi sociali tramite l'app. Ma non solo, abbiamo fatto quello che non era mai stato fatto, e cioè l'assunzione del personale per quanto riguarda i servizi sociali. Noi oggi abbiamo ben 8 assistenti sociali in forza, ne arriveranno altre 6, e quando ci siamo insediati ne avevamo solamente una, e quindi una risposta importante alla città. Ad Agrigento, sempre ieri in piazza Capurri, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della panchina rossa, simbolo della lotta contro le violenze sulle donne, dedicata alla memoria di Antonella Alfano, agrigentina, vittime di femminicidio. Le interviste. Oggi abbiamo inaugurato una panchina rossa dedicata alla memoria di Antonella Alfano. Dopo 15 anni l'amministrazione comunale ha voluto fortemente questa cerimonia. Era doveroso ricordare la morte, la vittima di femminicidio, morta barbaramente per colpa sempre della solita violenza degli uomini. È importante questo simbolo, non tanto proprio perché è un simbolo, ma perché per le nuove generazioni che non hanno conosciuto Antonella Alfano leggeranno, si informeranno e capiranno cosa vuol dire il rispetto della persona. La memoria è fondamentale. Sì, un po' in ritardo, dopo 15 anni, però è giusto così. Se lo merita, tutte le donne se lo meritano essere ricordate in questo modo, soprattutto chi è stata vittima di femminicidio da un uomo che doveva proteggerla perché era rappresentante della legge, essendo un carabiniere speciale. Che cosa rappresenta per lei questo momento oggi? È un momento di gioia, ma di sofferenza, però è doveroso questo per me, verso mia sorella e verso mio nipote. E nell'ambito del dibattito avvenuto qualche giorno fa al Libero Consorzio di Agrigento sul futuro dell'aeroporto, la CGIL di Agrigento ha posto una domanda ben precisa al presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino sul futuro del polo universitario di Agrigento. Noi lo abbiamo intervistato, sentiamo la risposta del presidente del Libero Consorzio. Un chiarimento sul polo universitario è stato sollecitato dalla CGIL. Sì, noi sul polo universitario diciamo che abbiamo delle interlocuzioni con il CTA del consorzio universitario, con il dottore Perino, con il dottore Sanzo e con la professoressa Leonigro. Ecco, noi stiamo anche interloquendo per il loro tramite con il rettore dell'Università di Palermo per cercare di trovare una transazione idonea a fare uscire dall'impasse deficitario
a livello economico di questo consorzio e successivamente il libero consorzio entrare a pieno titolo nella gestione per dare realmente quelle risorse idonee a fare funzionare un'università che dia la possibilità a tanti ragazzi che magari non hanno dietro famiglie che si possono permettere di mandare il figlio a Milano, a Torino, a Bologna o in un'altra università, e quindi dare l'accesso all'istruzione a tutti. Messa in sicurezza la strada statale 118 Corleonese-Agrigentina da parte del sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, tolto il semaforo che da molti mesi era stato installato dall'ANAS per ragioni di sicurezza stradale. Sentiamo lo stesso sindaco di Raffadali, Cuffaro. Stiamo cercando di mettere in sicurezza la SS 118 per togliere il semaforo che da molti mesi è stato installato dall'ANAS per ragioni di sicurezza. Non è più possibile dopo mesi lasciare un semaforo su un'arteria importante e mettere i cittadini raffadali in condizione di pericolo, perché molte volte il semaforo non risultava in entrambe le parti con il colore diverso. Quindi abbiamo deciso come comune di dare una mano d'aiuto all'ANAS e sta arrivando l'ingegnere all'ANAS al fine di metterlo in sicurezza e finalmente togliere il semaforo. Il Comune del Raffadali ringrazia l'ANAS per aver dato la disponibilità di togliere finalmente dopo qualche mese il semaforo qui sull'SS 118. È stato messo dall'ANAS per ragioni di sicurezza e ora è stato tolto il pericolo che era un immobile proprio prefigente la strada, e allora il Comune ha deciso, collaborato da un cittadino del Raffadali, di togliere il pericolo. Finalmente oggi togliamo il semaforo dalla SS 118. Ringrazio l'ANAS per averci autorizzato, per la disponibilità che sempre hanno nei confronti del Comune del Raffadali, e finalmente daremo ai cittadini la possibilità di transitare la SS 118 senza nessun semaforo. L'Innerwell Club di Agrigento, presieduto da Patrizia Vitellaro Di Giovanni, ha celebrato nella prestigiosa cornice del Palacongressi la giornata conclusiva del progetto didattico La Valle racconta il mito, riscopra, valorizza le tue radici e illumina il futuro, il nostro servizio. L'Innerwell Club di Agrigento, presieduto da Patrizia Vitellaro Di Giovanni, ha celebrato nella prestigiosa cornice del Palacongressi di Agrigento la giornata conclusiva del progetto didattico La Valle racconta il mito, riscopri e valorizza le tue radici e illumina il futuro. Davanti a una sala Zeus gremita ed entusiasta dell'evento coordinato da Margherita Trupiano ha coronato un percorso ambizioso, nato sotto l'egida di Agrigento Capitale della Cultura. La Presidente del Club, Patrizia Vitellaro Di Giovanni, nel suo caloroso saluto e ringraziamento, ha voluto sottolineare un'alleanza istituzionale senza precedenti, il valore di una rete coesa e virtuosa che ha unito il rigore della ricerca scientifica al fascino millenario del territorio, ringraziando sentitamente le massime autorità che hanno creduto fermamente in questa visione. Tra questi il prefetto vicario Elisa Vaccaro, che ha espresso parole di vivo encomio per l'alto valore civile dell'iniziativa, Paola Russo, in rappresentanza del dirigente dell'USP, Roberto Sciarratta, direttore del Parco Archeologico della Valle dei Templi, con Antonio Infantino e le archeologhe Maria Concetta Parello, Serena Rizzo e Valentina Cammineci, custodi d'eccezione che hanno spalancato ai giovani le porte della bellezza e della conoscenza. L'Ufficio Scolastico Provinciale, l'Università degli Studi di Palermo, la Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali,
Un ringraziamento colmo di deferenza e affetto è stato rivolto alle straordinarie personalità della cultura che hanno saputo trasformare i documenti e i reperti storici in una fiamma viva di passione per le nuove generazioni. Don Angelo Chillura, punto di riferimento e direttore della Biblioteca Lucchesiana, Rossana Florio, instancabile direttrice dell'Archivio di Stato, che ha espresso il proprio plauso per l'eccellente coordinamento, l'archeologa Paola Bibbiana Caravella, il professor Pietro Conti, appassionato storico dell'arte. La scuola è stato il grande pilastro del progetto e fucina dei nostri ambasciatori di cultura. Il successo più nobile è stato decretato dalla partecipazione dei tanti dirigenti scolastici e dei loro straordinari docenti, i quali hanno espresso profonda gratitudine e ammirazione verso la presidente dell'INNEWEL per aver ideato un'opera così ambiziosa, capace di trasformare la didattica tradizionale in un'esperienza amichevole e di autentico piacere culturale. Un ringraziamento speciale va alla dottoressa Milena Siracusa, del dirigente del Liceo Scientifico Politi, a Rosellina Greco, dirigente dell'Istituto Comprensivo Agrigento Centro, ad Annalia Todaro, dirigente dell'Istituto Giambattista Odierna di Palma di Montechiaro, a Luigi Costanza, dirigente dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, a Maricael Gagatto del Liceo Classico Empedocle, tutti loro alla guida dei rispettivi istituti partner, insieme a un corpo docente ammirevole e impegnato, hanno guidato i ragazzi con professionalità esemplare. Il ringraziamento più autentico e scaturito dal profondo del cuore è stato dedicato agli alunni, i loro occhi accesi di stupore, il loro camminare tra i templi, i reperti, i libri antichi e documenti di archivio, non come visitatori passivi, ma come veri protagonisti, rappresentano il traguardo più nobile dell'INNEWEL. La consegna di attestati di merito, targhe di riconoscimento, ha siglato la conclusione di una giornata memorabile, un gesto solenne per celebrare lo spirito di autentico servizio e di amicizia. Insieme le istituzioni giovani hanno donato una carezza comune alla propria terra, dimostrando che il rispetto per le radici è l'unica forza capace di illuminare il domani, cioè il nostro futuro. La Polizia di Stato di Agrigento ha eseguito un provvedimento di sospensione di un'attività relativa a un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande adottato dal questore Palumbo ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il personale della divisione della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Agrigento ha effettuato il provvedimento amministrativo di sospendere l'attività commerciale poiché a seguito di diversi controlli effettuati dalla squadra amministrativa della questura competente è stata accertata la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 e in una occasione anche la vendita di alcolici a una infrasedicenne con deferimento all'autorità giudiziaria per la contestazione del reato competente. L'attività commerciale già sottoposta ad analogo provvedimento emerso nel mese di marzo del 2025 con ordinanza comunale a seguito della segnalazione della questura e a diverse sanzioni amministrative per dette gravi e reiterate violazioni è stata sospesa per 15 giorni. Il provvedimento è stato adottato in virtù della titolarità da parte del questore di poter sospendere e revocare la licenza di un pubblico esercizio che costituisca un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. Tale potere, diretta espressione dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, ha lo scopo di tutelare la sicurezza e l'incolumità della collettività, in special modo quella giovanile, messa a rischio dalla reiterata somministrazione di bevande alcoliche ai minori di età. Infine, dal 1 gennaio, il questore Palumbo ha emesso 10 decreti di sospensione di attività commerciali nella città di Agrigento a seguito di accertate violazioni del divieto di somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, nonché di frequentazione del locale di pregiudicati e per rilevanti episodi delittuosi avvenuti all'interno degli stessi. Linea della regia per la pubblicità. I carabinieri incontrano gli studenti dell'Istituto Sciascia di Racalmuto e Grotte
per un incontro sul bullismo e cyberbullismo. Prosegue la collaborazione tra l'Arma dei Carabinieri e il mondo della scuola nell'ambito delle iniziative dedicate alla diffusione della cultura della legalità, alla prevenzione dei fenomeni di disagio giovanile. I carabinieri della compagnia di Canicattì hanno incontrato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Statale Leonardo Sciascia di Racalmuto e Grotte nell'ambito di un nuovo appuntamento formativo dedicato ai temi del bullismo, del cyberbullismo e dell'uso consapevole dei social network. L'iniziativa ha coinvolto diverse classi rispetto ai precedenti incontri, confermando così l'attenzione dell'Arma dei Carabinieri e dell'istituzione scolastica verso tematiche di particolare attualità che interessano da vicino il percorso di crescita dei più giovani. Nel corso dell'incontro i carabinieri hanno dialogato con gli studenti sulle diverse forme di prevaricazione fisica, verbale, psicologica e digitale, soffermandosi sulle conseguenze che tali comportamenti possono determinare nella vita quotidiana delle vittime e nel contesto delle relazioni tra coetanei. Particolare attenzione è stata dedicata all'importanza di chiedere aiuto, di non sottovalutare i segnali di disagio, favorire un clima di ascolto e fiducia nel quale ciascun ragazzo possa sentirsi sostenuto dalle famiglie, dalla scuola e dalle istituzioni. La dirigente scolastica Carmela Campo ha espresso apprezzamento per il rinnovo dell'iniziativa, sottolineando il valore educativo di momenti di confronto che aiutano gli studenti a maturare maggiore consapevolezza dei propri diritti e doveri, a costruire relazioni fondate sul rispetto reciproco. L'incontro ha confermato la forte sinergia tra la scuola, l'Arma dei Carabinieri, un'alleanza educativa fondamentale per promuovere tra le nuove generazioni una cultura della legalità, della responsabilità e del rispetto della persona. Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri lungo la strada statale 189 che collega Agrigento a Palermo in territorio di Campofranco, in provincia di Caltanissetta. In uno scontro frontale tra due auto una persona è morta e un'altra è rimasta ferita gravemente. A perdere la vita è stato Giuseppe Mattina, di 58 anni, collaboratore scolastico di Campofranco. L'uomo era al volante di una C3 quando, per causa in corso di accertamento, si è scontrata con un Opel Astra Station Wagon guidata da un coetaneo, anche lui operatore scolastico. Mattina è stato soccorso dai carabinieri che hanno constatato l'avvenuto decesso. L'uomo alla guida dell'Opel Astra è stato subito trasferito con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso del San Giovanni di Dio. I medici si sono riservati la prognosi. Sul posto sono anche intervenuti i vigili del fuoco, oltre che al personale sanitario del 118 e ovviamente ai carabinieri. Un vero e proprio giallo, il ritrovamento di un cadavere di un uomo di 37 anni a Canicattì nella tarda serata di ieri in un'abitazione del centro della città. L'ispezione cadaverica eseguita dal medico legale nella notte non avrebbe chiarito le cause del decesso. Il sostituto procuratore di turno della procura di Agrigento, titolare del fascicolo d'inchiesta, ne ha disposto l'autopsia. La salma del 37enne è stata portata all'obitorio dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì a occuparsi delle indagini carabinieri e polizia. Intanto sono stati ascoltati anche i familiari e gli amici più stretti della vittima. L'esame autoptico chiarirà se la tragedia possa essere riconducibile all'assunzione eventualmente di droga. E la Procura della Repubblica di Agrigento ha iscritto sul registro degli indagati 7 persone di Aragona, 2 di Favara, 3 di Racalmuto e 1 di Palermo per la morte di Massimiliano Spadafora, di 54 anni, di Palermo, il cronometrista di 54 anni, investito durante il rally show all'autodromo Valle dei Templi a Racalmuto. L'ipotesi è di reato omicidio colposo. Si tratta di un atto dovuto. Il pubblico ministero titolare del fascicolo d'inchiesta ha infatti disposto l'autopsia sul 54enne palermitano deceduto dopo più giorni di ricovero al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo.
A 30 anni dalla cattura dei fratelli Brusca, simbolo della lotta a Cosa Nostra, San Giuseppe Jato conferisce la cittadinanza onoraria a Renato Cortese, il prefetto ed ex dirigente della squadra catturandi che guidò la caccia ai boss mafiosi. Ce ne parlano meglio i colleghi di Palermo. C'è un momento in cui la storia torna nei luoghi dove tutto è cominciato. A San Giuseppe Jato, terra ferita dalla violenza mafiosa, si applaude Renato Cortese, il poliziotto che con coraggio e determinazione guidò la caccia ai grandi boss di Cosa Nostra. 30 anni dopo l'arresto dei fratelli Brusca, quel paese simbolo del potere mafioso sceglie di rendere omaggio a uno degli uomini che contribuì a cambiare il corso della lotta alla mafia. La cittadinanza onoraria diventa così il segno di una memoria che non dimentica di uno Stato che attraverso servitori come Cortese e gli uomini della Catturandi ha saputo colpire il cuore dell'organizzazione criminale, un ritorno carico di emozione nel nome della legalità e del riscatto. Una cerimonia, quella di oggi, che ha un valore ancora più profondo perché è il 30° anniversario della cattura di Giovanni Brusca. È altamente simbolico perché è San Giuseppe Jato, è il luogo che ha dato i natali a Brusca, che è uno dei protagonisti delle pagine più scure della storia recente. Poi avviene oggi, 30 anni dall'arresto, quasi davvero a voler delineare la chiusura della parabola criminale del Brusca. E per me è un onore diventare cittadino di questo comune e lo considero davvero un privilegio, una parte integrante della comunità, e credo che sia anche il segno di come dalle terre ferite come San Giuseppe Jato possono poi nascere storie di riscatto. Questa cittadinanza che va al di là del mio nome, ma è una scelta che il comune fa, una scelta a favore della giustizia, della legalità, contro ogni forma di mafia. Io ho accettato la cittadinanza, ma nella consapevolezza di idealmente condividerla con tutti quelli che hanno lavorato con me per raggiungere l'obiettivo della cattura di Brusca. Sindaco, lei è promotore di questa giornata particolare. È una giornata molto importante, significativa per il nostro territorio. Non per nulla la cerimonia è un giorno particolare, il 20 maggio, il 30° anniversario dell'arresto dei fratelli Brusca. Il prefetto Renato Cortese è una persona che ha lottato tutta la vita, è andato a caccia di latitanti rischiando la sua vita, ha liberato il nostro territorio da tantissimi soggetti. San Giuseppe Jato glielo deve. Ed è tutto San Giuseppe Jato, non è il sindaco, non è il consiglio comunale, è tutto San Giuseppe Jato che gli riconosce questi meriti. È un uomo eccezionale. Sicilia, l'emergenza invisibile dei minori nelle perie fragili, ce ne parlano da Trapani i colleghi. C'è una Sicilia che cresce lontano dalle cartoline del turismo, dai centri storici restaurati, quando va bene, e dalle immagini del Mediterraneo da copertina. È la Sicilia dei quartieri fragili, dalle famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, dei ragazzi che smettono di credere nello studio e dei bambini che crescono con meno opportunità degli altri fin dalla nascita. Questo deriva da dati sia dell'Istat, sia di Save the Children, organizzazione non governativa indipendente, ma anche dalle cronache giornaliere, che danno una fotografia di una situazione preoccupante nelle 3 grandi città siciliane, Palermo, Catania e Messina, dove, oltre questi dati ufficiali, 24.000 minori vivono in aree segnate da forte disagio socio-economico. Ma mettendo da parte per un attimo i numeri, la vita quotidiana è il dato di fatto, perché dietro ai numeri ci sono storie che ogni giorno ci parlano di isolamento sociale, scuole che non riescono a trattenere gli studenti più fragili, famiglie senza servizi essenziali e giovani che smettono di cercare un futuro. E c'è da mettere in risalto non soltanto la povertà economica, ma anche la povertà educativa, una condizione che rischia di diventare ereditaria.
In molti quartieri periferici, nascere in una determinata strada significa avere meno possibilità di completare gli studi, meno accesso alle attività culturali, meno occasioni sportive e sociali, meno prospettive lavorative. Secondo l'indagine citata, nelle aree più vulnerabili delle 3 città siciliane, la povertà relativa coinvolge una quota enorme di famiglie. Questo si traduce spesso in case sovraffollate, difficoltà nell'acquisto di libri e materiale scolastico, impossibilità di sostenere corsi extrascolastici o attività sportive. La scuola, che dovrebbe rappresentare il principale ascensore sociale, finisce così per diventare l'ennesimo luogo in cui le disuguaglianze emergono con forza. A preoccupare è soprattutto la situazione degli adolescenti. In molti quartieri il numero di studenti che abbandonano la scuola o accumulano ritardi scolastici è molto superiore alla media cittadina. Non si tratta solo di dispersione scolastica esplicita, cioè di chi lascia gli studi, ma anche quella implicita, ragazzi che frequentano le lezioni senza però acquisire competenze adeguate. Il fenomeno è particolarmente evidente nelle scuole medie e superiori. Un altro elemento che emerge riguardano i giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano. In diversi quartieri di Palermo e Catania il fenomeno raggiunge livelli drammatici. Intere generazioni rischiano di rimanere intrappolate in un limbo sociale fatto di precarietà. Quando un giovane cresce senza punti di riferimento educativi, senza spazi aggregativi e senza prospettive concrete, aumenta il rischio di marginalità sociale, devianza e dipendenza economica dalle famiglie. In questo si incastra il fatto che in molte aree fragili mancano spazi adeguati per tempo libero, biblioteche, centri sportivi, mense scolastiche e luoghi di aggregazione. Il tema non riguarda soltanto il presente di migliaia di famiglie, ma il futuro stesso delle città. Le periferie raccontate anche dalle cronache vanno oltre gli stereotipi, ma la domanda maggiore, anche derivante da interviste fatte da noi giornalisti, gli intervenuti non chiedono assistenzialismo, ma opportunità, che si traducono in scuole più forti, presidi culturali, spazi pubblici civici, educatori, sport e politiche capaci di rompere il legame tra luogo di nascita e destino sociale. Perché il rischio più grande oggi è che migliaia di bambini imparino troppo presto a considerare normale le disuguaglianze, e quando un'intera generazione smette di immaginare il proprio futuro o anche sognare, il problema non riguarda più solo alcuni quartieri, riguarda tutto il paese. È presentata presso la sede dell'Institut Français la 17ª edizione di una marina di libri, la rassegna che sarà aperta dal 4 al 7 giugno ai cantieri culturali della Zisa di Palermo. Il tema di quest'anno, la voce dei senza voce, i colleghi di Palermo. 17ª edizione, una passione che si ripete negli anni con tanti successi. Vogliamo un po' anticipare qualcosa di quest'anno? Sì, quest'anno la nuova edizione di Marina dei Libri dedicata alla voce di chi non ha voce, che sono gli emarginati, che sono tutti quelli che non riescono a farsi sentire, amplia la sua famiglia. Abbiamo coinvolto dei curatori, Giancarlo Cataldo, la Francesca Camini, Francesca Tamburini e tantissimi asini invalidi, dico solo alcuni nomi, che porteranno autori, autrici, scrittori, scrittrici, giornalisti e giornalisti. È un modo per offrire una più ampia offerta, appunto, scusate il gioco di parole, ai nostri utenti, ai grandi lettori, e soprattutto ricordiamo sempre il contributo degli editori, che sono una parte importantissima di questa fiera del libro indipendente. Noi siamo nati appunto 17 anni fa, quando la città era completamente diversa. Noi siamo stati una manifestazione quasi pionieristica, quando appunto i libri non arrivavano nei luoghi non deputati. Noi abbiamo aperto l'Osteri, che era solo sede del rettorato, poi siamo andati a Storia Patria, alla Galleria d'Arte Moderna, e questo è quello che contraddistingue un po' il nostro festival: mettere insieme l'amore per la lettura, per i libri, ovviamente per gli scrittori, e l'amore per la nostra città, perché ogni anno
è un invito a scoprire anche un luogo diverso. Oggi il pubblico è affezionato, affezionatissimo, ma devo dire che sin dalla prima edizione ci ha sorpreso invadendo i cortili dell'Osteri. Quindi noi non possiamo che essere sempre felici di questo. Chiaramente la manifestazione si rinnova ogni anno nei contenuti, negli ospiti, nell'adattarsi anche allo spazio che lo ospita. Quindi noi per quest'anno saremo per la seconda volta ai Cantieri Culturali e presenteremo una edizione molto ricca anche di intrattenimento, di teatro, di spettacolo. Anche quest'anno io e Maria Romana, che è la mia collega, alla quale si deve tutto il programma dedicato ai bambini e alle bambine di tutte le edizioni della Marina di Libri delle quali siamo state partner. Abbiamo preso particolarmente a cuore il tema di quest'anno, poiché nessuno in questa città, e non solo in questa città, è senza voce quanto i bambini e le bambine che vivono in città non pensate per loro, in assenza molto spesso di servizi che, dove non sono assenti, comunque scarseggiano. Il nostro programma quest'anno ospita autori e autrici che vengono raramente in Sicilia, e quindi siamo molto felici di poterle finalmente portare qui dai bambini e dalle bambine della città. Da 4 anni guido quella che è una rassegna con lo sguardo delle donne sul mondo, la rassegna I segni di Venere, che trova all'interno di una Marina di Libri uno spazio, diciamo, di contestualizzazione, determinato dal fatto che, a mio avviso, c'è oggi necessità più che mai di una regia femminile, di uno sguardo di senso, di un'architettura di senso sulle cose, che io trovo nella novità, diciamo, nella capacità di accoglienza, di guardare a 360 gradi il mondo con un occhio nuovo, che è delle donne. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9. I nostri servizi inoltre si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.